Partiamo ragazzi, io vorrei avere la vostra attenzione, vi do un caro saluto a tutti, intanto benvenuti, grazie per essere qui presenti. Io direi subito un piccolo applauso ai nostri amici trevisani, il locale in cui ci troviamo, grazie ai fratelli trevisani. Allora, intanto un buon pomeriggio da mestre mia a tutti per essere qui presenti e partecipare a un momento di convivialità con noi. Abbiamo voluto dedicare questo momento per ringraziare e salutare tutte le persone che ci seguono e tutte le persone che hanno contribuito a regalare alla nostra città attimi di compagnia che attraverso i social ci aiuta a stare in contatto. Quale più meravigliosa cornice per stare insieme oggi se non quella di avere qui con noi un artista del calibro di Vito Campanelli con le sue opere. Vorrei un piccolo applauso per Vito, perché queste opere sono... Credo che queste opere fra un bel po' di anni le leggeremo magari da qualche parte. Sicuramente Vito Campanelli lascerà un segno a Mestre, di questo ne sono profondamente convinto, oltre ad auspicarlo naturalmente. Poi passerò la parola anche a chi vorrà dire qualcos'altro. La prima parte del 2022 per noi è stata ricca di occasioni, grazie ai tanti qui presenti che con la propria esperienza e professionalità hanno dedicato il loro tempo pensando a quanto potesse essere utile il proprio apporto. Vogliamo ringraziare per la rubrica che Mestre mia da un po' di anni fa. Vorrei ringraziare Fabio Bevilacqua, Sergio Barizza e Stefano Sorteni, che con la storia di Mestre ci hanno deliziato in particolar modo quest'anno con il racconto di alcune chiese della nostra città. Poi vorrei ringraziare Carlo Garofolini, il presidente di Avico, una rubrica che noi curiamo da un po' di tempo, è l'Associazione a difesa dei consumatori, e ringrazio appunto Carlo Garofolini, Gianluca Codognato dell'ufficio stampa e gli avvocati Anna Maria Cangemi, Gioia Barbato e Alessandro Baldini. Ringrazio Annalisa Bruni che con la rubrica Incontro con l'autore prima, Incontro con l'editore poi ha dato un significato completo alle rubriche dedicate al mondo letterario. Abbiamo qui alcuni scrittori che sono stati da noi, che ringrazio per essere venuto. Vedo Mario Coglitore, ciao Mario, vedo il famoso Pierluigi Rizzato, ma ne vedo tanti altri, adesso non li cito tutti. E quest'anno abbiamo fatto invece un incontro con gli editori, abbiamo avuto Lisa Mara di Linee Edizioni, Daniela Spagnoli di Edezia Editrice, Carlo e Andrea Mazzanti della Mazzanti Libri, Amos Edizioni con Michele Toniolo e Andreina Bardus di Cleu Edizioni. Devo ringraziare Paolo Scatamburlo, ginecologo, e Ilaria Mattei, dermatologa, per seguitissima tra l'altro rubrica dedicata alla salute. Abbiamo parlato di endometriosi, di fibromialgia, ginecologia, dermatologia. Torno a ripetere endometriosi e fibromialgia perché sono due argomenti di cui ci occuperemo prossimamente anche quest'inverno, essendo due mondi non ancora molto conosciuti e vogliamo approfondirlo assieme agli interessati e agli esperti della materia. Ristorante greco? Poi abbiamo avuto il privilegio di avere il dottor Paolo Morandi, primario di oncologia, il dottor Diego Ponzin, direttore della Fondazione della Banca degli Occhi Onlus Veneto, e il professor Rocco Quattrale, anche lui primario di neurologia. Passione, sport, educazione invece è una rubrica curata da Walter Esposito, che saluto. Ciao Walter! Quest'anno abbiamo avuto Betti Mattiello, tecnico federale di atletica leggera, specialità mezzo fondo. Abbiamo avuto quelli del CRIC con il presidente Alberto Miciani, Nasmul Ake, capitano della squadra. Abbiamo avuto Marco Chiozzotto con Città di Mestre 405, una società che ci sta regalando tante soddisfazioni alla nostra città di Mestre. Abbiamo avuto Eddie Edoardo Bellotto, presidente della Serenissima, e abbiamo parlato di Subuteo.
Poi abbiamo avuto una rubrica che abbiamo così ideato all'ultimo momento ed è stata veramente molto piacevole, ed era una rubrica curata da Marta Artico, Commercio, una rubrica velocissima, pochi minuti, e abbiamo cercato di parlare del nostro commercio, ma soprattutto di dare spazio e visibilità a tutte quelle realtà che hanno deciso di investire nel nostro territorio, nella nostra città, e devo dire che tutti quelli che abbiamo presentato stanno veramente lavorando molto bene, alcuni dei quali hanno portato il rinfresco, dopo ci sarà qualche sapore che viene dalla Grecia, perché il ristorante Ca' dei Greci è da poco aperto qui in centro alla Mestre, sta lavorando molto bene, ci sono 2 ragazzi greci, forse uno è qui anche, non lo so, fino a poco fa c'era. Cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto li ringraziamo soprattutto per aver contribuito con la propria attività all'economia della città, questo è molto importante. Abbiamo avuto quelli del peperoncino, la pizza che mangerete dopo, con Andrea Mello e Pietro Lassara, a loro un ringraziamento per aver portato della buonissima pizza che è il tagliere alla romana originale. Abbiamo avuto Gran Café Central con Alessandro Del Poz, Valentina Angeli, videomaker, una giovane videomaker bravissima che sicuramente avrà futuro. Abbiamo avuto 2 ragazzi che hanno aperto un negozio di musica a sera, Revintage, loro sono Gianluca e Daniele Papero. Abbiamo avuto un signore che ha aperto una galleria d'arte in Riviera 20 settembre e ha esposto anche 2 opere, adesso non sono qui perché abbiamo dato spazio alle opere appunto di Vito Campanelli, e lui è Alessandro Radice. Abbiamo avuto i Folli, un'attività di Cosimo Carrieri e Viviana Carrieri che è in Via Piave, anche loro stanno lavorando e si stanno comportando bene. Abbiamo avuto Andrea Chiappa, un giovane imprenditore albergatore che è il titolare dell'hotel Ambasciatori. Ci saranno delle nuove, diciamo, realtà da questo punto di vista, perché l'albergo verrà un po' ristrutturato e verrà riprogrammata una serie di nuove iniziative anche da parte loro. Abbiamo avuto un Golinello, un scrittore che ha scritto La via delle armi, Gladio Peteano, Una bomber e altre verità nascoste. Abbiamo avuto anche Ruggero Ravagnan e Pino Toscani della pizzeria Grigoris. E ringraziamo Andrea Bigliotti per il forte impegno nella costituzione di iniziative volte alla divulgazione scientifica con il Caffè della Scienze e gli incontri informativi riguardo la sostenibilità e 17 gol dell'agenda ONU tenuta al centro Candiani, una rubrica ideata da Andrea Bigliotti e curata da Gianfranco Bonesso. Invece è stata per noi una grande svolta, un grande nuovo momento che ci ha, devo dire, molto conquistato, e ci siamo occupati della città multiculturale, multietnica. Gianfranco preferisce dire multiculturale, vero Gianfranco? Noi avevamo già preparato tutto come multietnico, magari ci spiegherai perché. Grazie al Presidente del Consiglio, che eccola qua, che la ringrazio tantissimo. C'è un motivo per cui Linda Damiano è qui con noi, perché una delle ragioni importanti anche per le nostre missioni, diciamo, per la nostra missione è quella di combattere alcuni fenomeni, tipo quello della violenza sulle donne. È inaccettabile, ma non solo quello. Io prima ho sottolineato, ho detto 2 volte, fibromialgia, endometriosi, sono 2 argomenti che Linda Damiano sa di cosa si tratta perché ha seguito anche e molto da vicino questo aspetto. Sono quindi 3 argomenti per i quali stiamo già lavorando per questo autunno, che ci vede, diciamo, collaborativi nei confronti del Presidente, al quale adesso io darò la parola, perché chiedo a tutti, ma voglio essere chiaro, voglio ricordare che a novembre, ma anche a marzo, avevo chiesto una collaborazione con altre associazioni per fare massa critica, per mostrarci in tanti ed essere in tanti anche nei confronti dell'opinione pubblica, e abbiamo coinvolto il Trifoglio Rosa, che vedo la Cristiana, c'è il Presidente. Ciao Cristiana.
Ciao ragazze, è stato un onore avervi e li abbiamo avuti a marzo nel Marzo Donna e quindi abbiamo avuto un'amministrazione che ci ha molto sostenuto. Abbiamo avuto il Tanathlon, che ringrazio Patrizia Coniglio per essere qui, abbiamo avuto il Centro Studi Storici. Ora io mi appello a tutti coloro che sono qui presenti e anche a chi seguirà questo video che Francesco Brunello sta facendo, non so se sia in diretta o meno, ma sarebbe un sogno per noi alzare un po' l'asticella, ovvero essere presenti e far vedere che c'è un mondo che effettivamente ci crede e che vuole che questo fenomeno cessi per sempre. So che sarà impossibile. Ora siamo presi anche dal fattore emotivo perché non passa giorno che questi dispiaceri si fanno sentire, vero Linda? Però non bisogna mollare, noi abbiamo la possibilità di dare voce a questi fenomeni, dobbiamo fare rete, abbiamo sempre detto anche con la Presidente, fare rete significa questo e effettivamente fare rete se deve avere un significato che ce l'abbia, insomma. Quindi chiediamo veramente l'aiuto di tutti, di quelli che ci sono stati, di quelli che ci saranno e dobbiamo essere sempre di più, dobbiamo trasmettere questo sentimento ai nostri figli, dobbiamo spargere la voce, dobbiamo denunciare se vediamo il vicino di casa o sentiamo urla, botte, oggetti che si rompono, insomma, dobbiamo darci da fare anche noi perché nulla è per caso, cioè se non siamo noi, sono le persone che muovono, no? Non so se siete d'accordo. Ora, scusate, prego, mi sentite ancora, guardo se ho ancora qualcosa da dire. Un paio di ultime cose, voglio ricordare dei giovani che ci hanno contattato e che sono stati con noi. E il mondo delle associazioni voi lo sapete bene perché qui tutti in qualche modo siamo legati a delle associazioni e purtroppo quello che ci manca sono i ragazzi, sono i giovani. Abbiamo avuto un fulmine a ciel sereno quando i giovani di 19 anni ci hanno contattato per collaborare e per lasciare un segno e per dare il loro contributo alla città. E hanno fatto per noi dei cortometraggi di 5 minuti, hanno fatto 5 episodi e adesso sono motivatissimi, hanno voglia di continuare, hanno voglia di fare rete assieme a noi, loro sanno meglio fare rete di noi, io di questo ne sono profondamente convinto. Ringrazio per concludere l'Università di Ca' Foscari e il campus di Torino per la continua e incessante collaborazione con i suoi dipartimenti, un ringraziamento sentito all'Università IUA per l'attuale collaborazione e i progetti futuri attualmente in cantiere. Ora, se avete un attimo di pazienza, perché questa missione che riguarda le donne, che riguarda l'endometriosi, che riguarda la fibromialgia, io vorrei che fossimo uniti e vorrei che da domani qualcosa si muovesse anche a favore di queste realtà. Mi appello anzi anche al Trifoglio Rosa, sarà un'occasione per unirci, per fare un po' di massa critica e per condividere i dispiaceri anche degli altri e niente, io vi ringrazio per essere qui, passo la parola a Linda Damiano che ringrazio per essere venuta e dopodiché facciamo un brindisi tutto assieme. Grazie. Andrea ha ringraziato tutti, però direi di ringraziare il mestre mia Andrea Sperandio per il grande lavoro che state facendo sul territorio, quindi un primo applauso doveroso, anche perché ricordiamolo, avere la capacità di unire tante componenti della comunità non è semplice. Avete avuto una grande sensibilità anche nell'affrontare non solo momenti di spensieratezza, l'hai ricordato, è stato un modo anche per tornare a stare insieme dopo 2 anni molto difficili, ma è stato anche un modo per parlare di cose importanti e serie. È un percorso, quello che stiamo facendo insieme, su cui rinnovo ovviamente il supporto dell'amministrazione comunale sulle donne, su alcuni temi che riguardano le donne
donne, forse quelli anche più difficili su cui qualche anno fa si faceva difficoltà a parlare. La prima missione, il primo progetto è stato appunto quello dell'antiviolenza. Io ricordo che qui a Mestre abbiamo il primo centro antiviolenza pubblico d'Italia, c'è lo sportello principale in Villa Franchin. La pandemia insomma ci ha sollecitato nell'aprire altri 2 sportelli, uno a Venezia e uno a Lido, proprio perché la situazione stava peggiorando enormemente. La pandemia purtroppo ha costretto molte donne a star chiuse in casa, che è il luogo dove avviene maggiormente la violenza, e noi con il supporto di associazioni come la vostra, ma anche con i protocolli sul territorio che stiamo facendo con le forze dell'ordine, con la prefettura, con anche l'ULS 3, perché ricordo è attivo H24, lo sportello che poi rimanda ai pronto soccorso di tutta la città, sia di Venezia che di Mestre. Stiamo cercando di comunicare il più possibile non solo i servizi che ci sono sul territorio, ma quel fare rete così importante che consente a tutti di non voltarsi dall'altra parte, che è fondamentale. Tutti noi probabilmente conosceremo un'amica, una sorella, una mamma che ha subito o subisce delle violenze, ecco, hanno bisogno di grande aiuto, anche perché ricordo sul territorio abbiamo anche delle case rifugio, purtroppo stanno arrivando molte donne con i figli minori e sono percorsi molto difficili. Noi le accompagniamo dall'inizio fino alla fase della denuncia, laddove queste donne poi hanno il coraggio di denunciare, perché non è così scontato, ma poi c'è anche una parte importante che è quella di riprendere in mano la propria vita, quindi di trovare un lavoro ed essere indipendenti. Anche questo non è scontato. Devo dire che questo è un territorio molto sensibile, è un territorio che non si è mai voltato dall'altra parte, anche nella fase della pandemia che le case rifugio erano piene, molti hotel della città hanno aperto le porte. Quindi un grande ringraziamento a una comunità che quando deve muoversi per cose così importanti si muove, e voi grazie al vostro operato fate in modo che questa rete di aiuto, di collaborazione diventi sempre più grande, quindi è una grande gioia. E poi hai ricordato 2 temi purtroppo ancora poco conosciuti, anche questi se ne parla ancora molto poco, che è la fibromialgia e l'endometriosi. Milioni di donne in Italia soffrono di queste patologie e molte non sono riconosciute ancora a livello statale. La battaglia è lunga, stiamo cercando di aiutare le associazioni anche del nostro territorio per portare quello che è alla fine un diritto. Se una persona è malata ha diritto di avere dei servizi essenziali, e purtroppo molte donne non solo non sanno di essere affette da queste patologie, ma non hanno neanche gli strumenti, non conoscono a chi rivolgersi. I tuoi momenti fanno sì che anche con specialisti, con dottori, il territorio conosca cosa c'è, quali sono i percorsi da fare. E poi, visto che c'è anche Cristiana e le donne del Trifoglio Rosa, voglio ricordare un altro tema importante su cui ci stiamo spendendo molto, vieni Cristiana, che è la prevenzione del tumore al seno. Abbiamo delle donne in rosa straordinarie sul nostro territorio, sono donne che attraverso la pratica del Dragon Boat fanno anche riabilitazione, donne che hanno una forza incredibile, quindi ricordiamo non solo l'appuntamento del Novembre Donna, che è il mese dedicato all'antiviolenza, ma anche l'Ottobre Rosa, che è il mese interamente dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ricordo un'ultima cosa rispetto al tumore al seno: non sono solo più le donne ultra cinquantenni che si ammalano, gli screening iniziano dai 50 anni, per fortuna dopo tante battaglie dovrebbe arrivare ai 45, noi ci auguriamo anche 40 lo screening, ma ci sono moltissime donne anche della mia età, anche più giovani, trentenni, che si ammalano oggi di tumore al seno. Facciamo prevenzione. Purtroppo la pandemia ha inciso negativamente anche in questo, perché per paura di andare in ospedale, per il fatto che magari non c'erano posti disponibili, poche donne hanno fatto prevenzione. Non abbassiamo, e si sono viste gli effetti che purtroppo dal tumore al seno oggi si guarisce, ma deve essere preso per tempo, quindi fondamentale la prevenzione. E poi, e chiudo, anche
gli uomini si ammalano di tumore al seno, quindi non è una patologia che riguarda più solo le donne. Allora noi vorremmo costruire anche un mese dedicato alle prevenzioni dell'uomo, quindi non solo parlare della prevenzione al femminile, ma l'importanza anche della prevenzione maschile. Continuiamo a collaborare, facciamo rete sul nostro territorio. Io rinnovo davvero tantissimi ringraziamenti a tutti voi, perché l'unione fa la forza e poi gli effetti positivi si vedono, quindi grazie. Cristiana, ti faccio dare un saluto perché so che ci tieni molto. Questa missione, questo incarico che hai è tosto e forte e hai delle persone meravigliose. Io ti seguo veramente quotidianamente. Allora, io sono Cristiana, ma in realtà rappresento un gruppo di donne molto numeroso e sono le mie donne del Trifoglio Rosa. Ce ne sono alcune, ma sono... Sì, siamo passate durante il periodo della pandemia, quindi in un periodo in cui non potevamo salire in barca, in realtà siamo cresciute, siamo passate da 20 a 50 e continuiamo a crescere in maniera esponenziale. Questa cosa di crescere significa, come diceva giustamente la Presidente del Consiglio, che ci sono tante donne sempre più giovani che scoprono di essere affette dal tumore al seno. Voi sapete che la prevenzione per il tumore al seno purtroppo non esiste, esiste la diagnosi precoce e quindi il fatto di prenderlo in tempo consente di avere una vita, una nuova vita, e se potessi far parlare le mie compagne di squadra, la nostra vita è meravigliosa, nel senso che siamo consapevoli che è un dono che abbiamo avuto, quello di poter continuare. E la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali, ma quello che è fondamentale, noi lo diciamo sempre, è il nostro motto è insieme sulla stessa barca, noi voghiamo, no? E siamo tutte sulla stessa barca. Allora quello che mi sento di dire è che è fondamentale fare rete, ma non sui social, fare rete in carne ed ossa, ed è quello che Mestre Mia sta facendo. Grazie di cuore. Grazie a te Cristiana, grazie a voi del Trifoglio Rosa, grazie alla Presidente Linda Damiano. Piccolo cappellino che allora nato nel 1962, Campanelli inizia a dipingere su tela finta bambino. Immediatamente il concetto arte-vita diventa inseparabile. Nel 1979, allora 17enne, la prima mostra collettiva a Venezia e si presenta con 2 tele astratto informali. È un autodidatta, gioca con i contrasti, mescola regole e istinto, metodo e improvvisazione, controllo e impulso. È un artista senza etichetta, instancabile, che misura, scusate, il vento mi attende, che misura abilmente armonie cromatiche, equilibri strutturali, calibrazioni della materia. I suoi dipinti sono pieni di un lirismo intenso e sensuale, ma allo stesso tempo sono anche pieni di mistero ed evocazione. Nel tempo cerca la forma di bellezza disfatta e ricerca che diventa spesso laboriosa e logorante. Il suo lavoro è inquieto, come tutti gli artisti, è inquieto ed enigmatico. È un viaggio emotivo ed destabilizzante per gli spettatori. Chiunque guardi queste pennellate formula la sua interpretazione. Quindi sguardi diversi diventano metafora che spiega la diversità della vita. Questo scritto è di Lucia Proganò. Io vi presento Vito Campanelli, queste sono delle sue opere, io farei un applauso perché io lo conosco da tanti anni, ci siamo intercettati più di qualche volta, però devo dire che non c'è persona che non piacciono le tue opere, Vito, ti facciamo veramente i complimenti, queste sono solo alcune. Domani da Vito, se volete vederne più di qualcuna, domani, ciao Paolo, ecco Paolo, dai vieni qua Paolo, vai. Se volete vederne più di qualcuna, domani ci sarà un'esposizione e un cocktail, chiamatelo come volete, e la presentazione di un libro nell'atelier di Via Colombo, giusto? Numero 40. Se foste
a Mestre avete voglia di venire a vedere queste opere, lì ne potete vedere di più. Qui ce ne sono 5 o 6 e basta. Ora volevo solo, e poi vi faccio bere e mangiare, volevo solo incatenare questo dottore, bravissimo, perché prima abbiamo parlato di endometriosi e tu hai affrontato il tema, abbiamo parlato di fibromialgia, due argomenti che, come ha spiegato molto bene la Presidente Linda Damiano, sono fondamentali. Io ho aggiunto naturalmente la violenza, che tu sai benissimo perché sei stato conduttore a novembre, e abbiamo fatto anche a marzo. Ora te lo dico a scatola chiusa, noi dobbiamo organizzare qualche cosa sulla fibromialgia, sull'endometriosi, un congresso molto vicino alla popolazione, con un linguaggio facile ma che sia ricco di significato e di senso di sensibilizzazione, ecco, parola che si usa molto però che rende molto bene l'idea. Ti faccio dire una parola e ti ringrazio. Beh, senza ombra di dubbio. Tra l'altro io ho già messo in contatto le due presidentesse dell'associazione fibromialgia, scusate, con il presidente dell'ordine dei medici, il dottor Giovanni Leoni, e adesso si contatteranno e vedranno di organizzare qualcosa. Sono due malattie, ahimè, molto frequenti ma poco conosciute. Molto spesso per arrivare a una diagnosi di endometriosi possono passare anche 10 anni. La fibromialgia neanche non ne parliamo, perché la fibromialgia non è neanche considerata allo stato attuale una malattia, non è stata riconosciuta, però ahimè adesso pian piano si sta capendo che è una sindrome molto molto importante e molto dolorosa, come anche l'endometriosi tra l'altro, che colpisce molto spesso le donne giovani, può portare anche a sterilità. E in effetti abbiamo un aumento della sterilità in maniera veramente devastante. Io darò il mio appoggio assoluto e con le mie conoscenze anche, diciamo, scientifiche, di colleghi, per poter portare a tutta la popolazione le nozioni, diciamo, più importanti e il messaggio più importante. Come dici sempre tu, dobbiamo fare rete e dovete sì, bisogna partecipare, sì, assolutamente, perché poi il verbo si deve diffondere, insomma, in maniera tale che possiamo far conoscere il più possibile numero di persone queste due patologie molto importanti, e io sono a totale disposizione. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie a tutti ancora. Ogni tanto mi intercetto con due sorelle. Come ti sta? Benissimo, e voi altri? Dai, vieni che ti offro qualcosa da bere. Sì, va bene. No, Ciccio.